Buonasera da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Con il rientro in cattedrale alle 12.03 si sono chiuse le celebrazioni della festa di Sant'Agata, più partecipata di sempre. In un tripudio di fazzoletti bianchi il saluto dei devoti alla patrona della città di Catania. L'edizione appena conclusa verrà ricordata anche per l'impegno e l'autorevolezza dell'arcivescovo Renna. Socialmente pericolosi, capaci di reiterare il reato. Non ha dubbi il GIP che ha convalidato il fermo degli egiziani indagati per lo stupro della minorenne nei bagni pubblici della Villa Bellini di Catania. L'omicidio di Paternò, un marocchino di 36 anni, è stato fermato a Milano mentre tentava di scappare in Francia. Sarebbe il responsabile della morte del connazionale accoltellato domenica scorsa in via Verga dopo una lite. Appena tentano di aggirare il protocollo che abbiamo creato, vengono bloccati. L'ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, ai nostri microfoni, dopo l'operazione della DDA che ha inferto un nuovo colpo alla mafia dei Pascoli. Indagate 37 persone, 23 gli arresti. Si è insediata alla Regione l'unità di crisi per l'agricoltura siciliana, al centro i tanti problemi che hanno portato alla protesta dei trattori. L'arcivescovo di Agrigento Damiano ha raccolto il grido dei manifestanti. Cambia il clima e cambia l'agricoltura, aumenta in Sicilia la produzione di frutti tropicali ma anche di caffè. Calcio, 10ª sconfitta stagionale per il Catania, superato 1-0 dal Picerno nel recupero della gara rinviata per neve. Lucarelli, mia la responsabilità. Ancora ben trovati, sono le 12.03 di oggi quando Sant'Agata rientra a casa tra lo sventolio festante dei fazzoletti bianchi, l'edizione 2024 della festa, la più partecipata di sempre. Adesso passerà un anno prima di rivederla nella sua Catania tra i suoi devoti. Eva Spampinato. Sono le 12 in punto del 6 febbraio, quando il fercolo di Sant'Agata ritorna in Piazza Duomo e il busto della Santa Patrona viene sollevato dall'abbraccio del suo popolo bianco. Pochi minuti dopo quelle braccia diventano le sue gambe e ondeggiando Agata rientra in cattedrale tra lo sventolio festante dei fazzoletti bianchi, i telefonini puntati, gli occhi gonfi di lacrime e il cuore colmo di gioia e tristezza perché passerà un anno prima di rivederla di nuovo in giro per la sua città. La giornata del giro interno era incominciata 8 ore e mezza prima. Sono le 17.30 quando Sant'Agata si affaccia su Piazza Duomo, salutata da un tripudio di applausi e fuochi d'artificio. La processione procede lenta e composta, un insieme di fattori hanno reso l'edizione 2024 la più partecipata di sempre. Complici il bel tempo e le temperature primaverili, la coincidenza del fine settimana, la chiusura delle scuole anche per il 6 mattina, la presenza eccezionale di turisti e pellegrini da tutte le parti del mondo. Per sollecitare i devoti a fare spazio all'avanzata della Santa, l'arcivescovo Renna è costretto ad intervenire di nuovo con risolutezza. Poco dopo le 6 del mattino i fuochi di Piazza Borgo, alle 10 la spettacolare salita di San Giuliano che procede a passo e durerà 5 minuti e poi il canto delle suore benedettine. Renna ancora una volta in prima fila e siede sul Baiardo. Alle 11 il fercolo in via Vittorio Emanuele, un'ora dopo in Piazza Duomo. Io sono contento di come si è reagito, della consapevolezza che si sta prendendo. Bisognerà lavorare con la collaborazione di tutti, soprattutto dei devoti. La maratona TV di Antena Sicilia e Telecolor ha raggiunto il mondo intero grazie allo streaming sulla Sicilia Web, guardato da un impressionante numero di spettatori da tutta Italia, ma anche da paesi come l'Indonesia, l'Australia, la Thailandia, le Mauritius. Devoti tutti e in tutte le lingue.
Adesso voltiamo decisamente pagina. Socialmente pericolosi e capaci di reiterare il reato. Non ha dubbi il GIP che ha convalidato il fermo degli egiziani indagati per lo stupro nei bagni pubblici della Villa Bellini di Catania nei confronti di una tredicenne. Domani le donne di CGIL, CISL e UIL e delle varie associazioni del territorio manifesteranno sotto la prefettura etnea. Sentiamo Emanuela Corsi. Appare evidente che sussiste il pericolo di reiterazione del reato. Non ha dubbi il GIP Carlo Umberto Cannella che ha convalidato il fermo degli egiziani indagati per lo stupro nei bagni pubblici della Villa Bellini di Catania. L'orrore ha avuto fine solo grazie al tentativo della ragazza di liberarsi, scrive il giudice nell'ordinanza di custodia cautelare per i 4 maggiorenni. Appare probabile che in assenza della disperata reazione la terribile violenza sarebbe proseguita anche a opera di altri indagati. Per il GIP ci sono inoltre altri elementi che farebbero presupporre la pericolosità sociale dei fermati. Tra questi il fatto di aver bloccato il fidanzato 17enne, agevolando e consentendo così ad altre persone di violentare una ragazzina di appena 13 anni senza un minimo rimorso, anzi in alcuni casi assistendo alla scena. Per tutte queste ragioni Cannella ritiene adeguata la misura della custodia cautelare in carcere per 3 di loro e gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per il quarto che ha fornito elementi utili alle indagini. La notizia dello stupro intanto continua a suscitare sconcerto e reazioni forti. Domani a Catania le donne della CGIL, CISL e UIL e delle varie associazioni del territorio manifesteranno sotto la prefettura etnea. Il fatto che è accaduto è un fatto grave anche per il contesto, perché è accaduto in un giardino pubblico alle 19:30 del pomeriggio, quando c'era tantissima gente in giro. Inoltre chiederemo al prefetto anche di poter riconvocare il tavolo contro la violenza di genere che era stato già istituito qualche tempo fa. Intanto il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita ha descritto la giovane vittima come una ragazza serena, determinata e ferita ma desiderosa di giustizia, senz'altro più matura della sua età, non desiderosa di vendetta e senza rendersi disponibile a riconoscimenti incerti. Questa ragazza, vittima di un reato grave, ha aggiunto Ardita, ha dato esempio di obiettività reagendo e avendo fiducia nella giustizia. 2 giovani di origine somala viaggiavano su un bus di linea con un carico di droga che è stato rintracciato dalla Guardia di Finanza durante un controllo all'imbarcadero di Messina. Il pullman era appena sbarcato da un traghetto che proveniva dalla Calabria, da Villa San Giovanni. 2 corrieri arrestati in flagranza trasportavano 5 kg di hashish all'interno di un borsone scoperto grazie al fiuto del cane antidroga Edipo. E veniamo all'omicidio di qualche giorno fa a Paternò. Un marocchino di 36 anni è stato fermato a Milano mentre tentava di scappare in Francia. In lui gli investigatori identificano il possibile responsabile della morte del connazionale accoltellato domenica scorsa. Ma sentiamo il servizio di Emanuela Corsi. È stato posto in stato di fermo a Milano mentre dalla stazione Garibaldi cercava di raggiungere la Francia. Si tratta di un 36enne marocchino senza fissa dimora. Sarebbe lui il responsabile dell'omicidio di un connazionale avvenuto a Paternò il 4 febbraio. I carabinieri catanesi lo hanno individuato grazie a indagini telematiche e hanno avvisato i colleghi di Milano che lo hanno bloccato prima che partisse su un treno Intercity per la Francia. Nei suoi confronti era stato richiesto un fermo dalla procura di Catania. L'omicidio è avvenuto attorno alle 13:30 di domenica scorsa, al culmine di una lite scoppiata in quest'area di servizio di Via Verga. La vittima, Mohamed Muna, di 27 anni, è stato ucciso a coltellate. Dalla prima ispezione cadaverica, infatti, sul corpo dell'uomo sarebbero state trovate diverse ferite da taglio. Ferite mortali per il giovane che, agonizzante, avrebbe tentato di chiedere aiuto. Il fermato sarebbe stato identificato dai carabinieri anche grazie alle telecamere presenti nell'area di servizio. Resta ancora da chiarire il movente della lite culminata nell'omicidio. Alla cronaca una nuova inchiesta sulla mafia dei pascoli sui Nebrodi, quella della direzione distrettuale antimafia di Messina, ha portato all'alba l'arresto di 23 persone, 37 gli indagati. Grazie alla dichiarazione di 3 collaboratori si è potuto scoprire come si cercava di bypassare il protocollo Antoci. Francesco Triolo.
Avevano trovato il modo per bypassare quello che veniva chiamato il protocollo Antoci, la legge che lo Stato aveva approvato dopo la prima operazione sulla cosiddetta mafia dei pascoli. Ma grazie alle dichiarazioni di 3 collaboratori di giustizia che facevano parte del gruppo dei Batanesi si è potuta avviare la seconda fase dell'inchiesta sulle truffe in agricoltura sui Nebrodi, ricostruendo la nuova esistenza della famiglia tortoriciana composta dai Bontempo Scavo e dal gruppo dei Batanesi. Estorsioni, truffe aggravate in agricoltura a danno dell'Unione Europea e dell'Agea, ma stavolta anche spaccio di sostanze stupefacenti. 21 custodie cautelari in carcere, 2 arresti domiciliari, 14 sospensioni di attività imprenditoriali e questo il bilancio dell'operazione Nebrodi 2, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio. Parecchie le truffe ai danni dell'Agea, che diventava un canale di finanziamento estremamente redditizio attraverso la percezione fraudolenta di contributi comunitari. Accanto a questi, i gruppi nebroidei hanno intensificato il ramo stupefacenti. Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia hanno accertato l'esistenza di un'associazione dedita alla coltivazione, all'acquisto, alla detenzione e al commercio di droga, operativa sul versante tirrenico della provincia di Messina, articolazione proprio dei Batanesi. Accertate anche diverse estorsioni, una ai danni di un'impresa calabrese impegnata nei lavori di realizzazione del metanodotto tra i comuni di Mistretta e Santo Stefano di Camastra, che sarebbe stata costretta a consegnare 4.000 euro in occasione delle festività di Natale e Pasqua di ogni anno, a partire dal 2015 e fino al 2018, e ai danni di privati per accaparrarsi terreni agricoli da destinare al pascolo. E quando si cerca di bypassare il protocollo Antoci è lì il momento nel quale si blocca il tentativo di truffa. Abbiamo proprio sentito Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, sfuggito a un attentato nel 2016. Il suo primo pensiero dopo l'odierna operazione va agli agricoltori. Per loro, ha dichiarato, ho rischiato di morire. Sentiamolo. Il mio legame col mondo dell'agricoltura ovviamente è fortissimo. Io stavo per essere ucciso per salvaguardare loro. Hanno necessità, come è giusto che sia, degli sgravi fiscali, ma hanno necessità, mi permetta di dirlo nella giornata come oggi, che quei fondi che l'Europa mette a disposizione vadano a loro, a coloro che ne hanno diritto, non certamente alle associazioni criminali e mafiose. La valenza e l'importanza del lavoro che abbiamo fatto è proprio quella di non consentire più attraverso le autocertificazioni che i fondi vadano a esponenti di spicco della mafia. Noi abbiamo fatto questo strumento che è molto forte. Quando tentano di aggirarlo, le forze dell'ordine li colpiscono. I fondi europei per l'agricoltura sono nati per gli agricoltori onesti, per coloro che dalla mattina alle 4 fino alla sera si spaccano la schiena per portare avanti una delle colonne dell'economia del nostro paese. E invece i fondi europei per l'agricoltura andavano anche per importi milionari a mafiosi, a capimafia, con una vicenda che durava da tantissimi anni e che noi abbiamo ritenuto di interrompere per riportare alla normalità un paese che, quando commemora i morti delle stragi, lo deve fare con la coscienza a posto di non finanziare con fondi pubblici magari coloro che quelle stragi le hanno armate. E si è insediato nel pomeriggio a Palazzo Orléans, sede del governo regionale, un'unità di crisi proprio per l'agricoltura siciliana. Si occuperà di aiuti pubblici, interventi contro la siccità, ma sicuramente dei tanti problemi che hanno portato in piazza gli agricoltori sui loro trattori. Sentiamo Manlio Viola. Dalla crisi idrica che rischia di lasciare a secco le campagne, all'emergenza foraggi, dagli interventi sul gasolio agricolo alla semplificazione in un momento particolarmente delicato per l'agricoltura. Sono tantissimi gli argomenti che saranno al centro del lavoro delle unità di crisi per la stessa agricoltura insediata oggi alla regione siciliana. L'obiettivo è di individuare le strategie di intervento per il superamento delle emergenze che sta vivendo il settore. Istituita dal presidente Renato Schifani, l'unità di crisi è presieduta dall'assessore Luca Sammartino. La task force è composta dai dirigenti generali di tutti i dipartimenti impegnati nel settore, quindi agricoltura, attività sanitarie, osservatorio epidemiologico, acqua e rifiuti e protezione civile. Abbiamo affrontato i temi caldi oggi, dal depauperimento delle risorse idriche alla possibilità di aiutare gli agricoltori con i foraggi, ma soprattutto alla intensificazione di quelle che devono essere le procedure affinché subito gli agricoltori e gli allevatori siciliani possano avere degli snellimenti burocratici e soprattutto degli
degli aiuti concreti per sopperire a questa fase delicata. Tra i temi che saranno affrontati anche la convocazione dell'INPS per superare alcune criticità legate ai lavoratori del settore stagionali. Il gruppo di lavoro tra i vari compiti dovrà gestire le segnalazioni che arrivano dalle aree più colpite e far lavorare insieme comuni e protezione civile, ma anche lavorare su bandi e contributi pubblici. È chiaro che tante delle tematiche che si possono affrontare sono di competenza regionale, alcune altre saranno segnalate al Ministero dell'Agricoltura, al Ministro Lollobrigida, per fare gioco di squadra, ma soprattutto per affrontare quello che oggi è stato un segno di apertura da parte della von der Leyen, quindi della Comunità Europea, su alcune politiche europee che fino ad oggi non hanno tenuto conto della diversità del nostro Paese, ma soprattutto della diversità delle produzioni, soprattutto nelle aree meridionali dell'Italia. La prossima riunione è già prevista per domani. Restiamo in tema perché anche l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, ha raggiunto il presidio permanente degli agricoltori sullo scorrimento veloce Sciacca-Palermo. È un fatto certamente nuovo, certamente inedito. Intanto domani una nuova protesta sui trattori sulla Agrigento-Palermo all'altezza del bivio Tumarrano. Sentiamo Davide Sarto. La Chiesa agrigentina scende per strada al fianco degli agricoltori e allevatori che da settimane protestano e marciano in tutta la Sicilia per difendere la dignità del proprio lavoro. L'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano ha raggiunto il presidio permanente degli agricoltori in corso lunedì mattina sullo scorrimento veloce Sciacca-Palermo all'altezza del bivio di località Gulfa in territorio di Santa Margherita di Belice. Monsignor Damiano ha espresso la vicinanza e la solidarietà sua personale e dell'intera Chiesa di Agrigento a tutto il comparto agricolo. L'arcivescovo si è intrattenuto a parlare con gli agricoltori per ascoltare le richieste che il mondo agricolo sta lanciando, raccogliendo il grido dolore di tante aziende e di tante famiglie che traggono dalla terra il loro sostentamento. La protesta nel frattempo non si ferma. Gli agricoltori sono intenzionati a presidiare la Palermo Sciacca fino al prossimo 22 febbraio, finché non riceveranno risposte concrete e non più promesse. E per domani mattina è stato annunciato un nuovo presidio sulla 189, lo scorrimento veloce Agrigento-Palermo. Agricoltori e allevatori con i loro mezzi marceranno dai paesi dei Monti Sicani e si fermeranno al bivio Tumarrano in territorio di San Giovanni Gemini e Cammarata. E noi continueremo naturalmente a seguire questa vicenda. Adesso ci fermiamo, subito dopo vi parleremo di una Sicilia sempre più intenta alla produzione di frutta tropicale e di caffè. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. I cambiamenti climatici si riflettono indubbiamente anche sull'agricoltura della Sicilia e così aumenta sempre più la produzione di frutta tropicale, avocado, mango e papaya, e c'è anche chi sta iniziando a produrre il caffè. Marco Gullà. Cambia il clima e cambia anche l'agricoltura siciliana, meno agrumi e ulivi e sempre più frutti tropicali e poi mango, avocado e papaya. Per la Sicilia una sorta di switch di colture in un periodo di cambiamento climatico. Le coltivazioni di frutti tropicali, segnatamente di avocado e mango, stanno riscuotendo qui in Sicilia negli ultimi anni un graduale incremento, favorito non solo dalla nostra ultra ventennale passione e l'impegno per queste colture, ma soprattutto da un clima mite in alcune zone, come per esempio qui a Giara, in provincia di Catania, alle pendici dell'Etna. Con temperature assolutamente sopra la media, in Sicilia c'è anche chi produce il caffè. Un caffè dal dialetto siculo, una piantagione proprio nel cuore di Palermo. Un caffè espresso col cuore ed è stato anche baciato dalla nostra terra originariamente avocata alle arance, ai mandarini, agli agrumi, alle viti, ma ultimamente anche per i cambiamenti climatici un po' questa rivoluzione in termini di temperatura. Non so se è un fatto preoccupante o un fatto meraviglioso, francamente, perché non vorrei diventare l'Ecuador o il Congo domani mattina. Certamente quello che si sta facendo sul caffè è qualcosa che può essere di supporto
quantomeno mediatico. Quella che una volta fu la conca d'oro, adesso sta diventando un po' la conca anche rossa, no? Dovuta al colore delle nostre drupe, al cui interno c'è il fantastico semino che poi darà vita al chicco e al caffè. Eccezionale recupero di un reperto archeologico nel mare di Agrigento. Potrebbe essere il decoro frontale di marmo che apparteneva al leggendario tempio di Zeus. Si tratterebbe di un cavallo rampante tipico delle rappresentazioni artistiche del periodo greco. Il recupero nello specchio d'acqua antistante San Leone è stato effettuato dal nucleo sommozzatori dei Carabinieri. Ci fermiamo ancora e dopo, quasi in chiusura di telegiornale, sarà la volta di commentare, ma di sentire anche la cronaca della decima sconfitta del Catania in campionato, oggi contro il Picerno. Il calcio in chiusura, il Catania perde in campionato nel recupero di Picerno. In Basilicata rossazzurri sconfitti 1-0, in rete Gallo per gli etnei e la 10ª battuta d'arresto stagionale. Marco Carli. Il Picerno fa capire ancora una volta al Catania cosa vuol dire giocare in Serie C. In una partita non certo bellissima i lucani sfruttano un'occasione e fanno gol. Il Catania invece, che ha grosse difficoltà a costruire da dietro, mette 2 o 3 volte i suoi davanti alla porta ma spreca. La sconfitta di Picerno, la 10ª in campionato, non è solo questo però. È frutto di mali antichi e nuovi, di una squadra ridotta all'osso in cui tanti elementi appena arrivati non sono ancora pronti e in generale di una mentalità che non decolla, figlia inevitabilmente dei risultati negativi. Aldonato Curcio Lucarelli sceglie il 4-2-3-1 posizionandosi a specchio rispetto ai lucani. La decide Gallo, che sfrutta un pallone spedito fuori dall'area di rigore etnea su cui i giocatori rossazzurri sono lenti a reagire. Il tiro del centrocampista è potente e angolato e finisce alle spalle di Albertoni. Il Catania, che aveva avuto una potenziale possibilità con Teio, ne costruisce 2 con Costantino a cavallo dei 2 tempi, ma in entrambe le occasioni l'attaccante ex Monterosi manda alto, nel primo caso dopo la bella incursione di Bois, nella ripresa finendo col non sfruttare l'errore in costruzione del Picerno e la prima conclusione di Chiricò ribattuta. Lucarelli prova a cambiare le cose con Di Carmine, per lui nuovamente un problema fisico che lo mette a rischio per la prossima con la Casertana. L'ingresso dell'attaccante toscano non cambia però la situazione, di altre palle gol non se ne vedono troppe. Il Picerno, che gioca meglio e comunque controlla la partita, va vicino al raddoppio con Sant'Arcangelo, ma sono i rossazzurri a sforare nuovamente il pari nei secondi finali con la gran punizione di Castellini, che sorvola di poco la traversa. Al triplice fischio confronto fra la squadra e i tifosi, dirigenza che è chiamata a intervenire probabilmente presto sul mercato. Arriverà un centrocampista, poi serve tanto altro per cambiare una stagione che resta appesa alla Coppa Italia, ma che oggi a Picerno, contro la squadra che ha il terzultimo budget del campionato, ha evidenziato le solite costanti lacune. Adesso sentiamo il commento a questa sconfitta di Cristiano Lucarelli al termine della gara. L'intervista è sempre di Marco Carli. Ma faccio una premessa, la partita è stata una brutta partita da parte di tutte e 2 le squadre, dove il Picerno nell'unica occasione su una respinta è riuscita a far gol e poi all'ultimo una ripartenza dell'attaccante, non mi ricordo chi è, che ha fatto una conclusione e ha sfilato il palo. All'interno di questa brutta partita, se andiamo a vedere la squadra che ha avuto le occasioni più nitide, 3 occasioni più nitide, 2 di Costantino e 1 di Carmine, siamo stati noi. Ma ripeto, all'interno di una brutta partita, soprattutto da un punto di vista della costruzione, perché è lì che stiamo facendo, secondo me, fatica ad iniziare l'azione dal basso. Oggi mi assumo io la responsabilità, come ogni volta che il Catania perderà, io poi se ci sarà bisogno lo dirò sempre, però ogni volta che perderemo io, a prescindere, mi assumerò le responsabilità delle sconfitte, anche se spero che poi a un certo punto cominciamo anche a fare qualche risultato, perché è cantiere, nel cantiere ci sono gli infortuni, ci sono tanti problemi, si può farsi male quando si lavora nei cantieri e quindi in questo momento io ripeto, io sono disposto a subire le critiche, ad accettare, anzi non l'ho detto, ma E con questa intervista si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito e buona serata.